Tutto pronto per questa quarta corsa, la quarta prova del super frustino di questa finale. Sono in 9 al via dopo il forfait all'ultimo istante di Adele F. 2 My Love Zen, 3 Socrate Benal, 4 Tourbillon Spin, 5-0-1 MMG, 6 Zafire, seconda fila 7 Atena del Ronco, 8 Valdest, 9 Striker, 10 Vasterbo Sky High, con la macchina che ha già raccolto i concorrenti e si prepara a dare il via a questa quarta corsa. 0-1 MMG è già davanti allo stacco della macchina mentre galoppa Tourbillon Spin, galoppa Socrate Benal, seconda alla corda ci va Zafira mentre filtra dalla seconda fila Valdest che cerca di scavalcare My Love Zen sulla prima curva per posizionarsi terza alla corda. Per il momento non riesce nella manovra Alessandro Gocciadoro che prova a insistere e cerca di mettersi lungo i birilli, non ci riesce perché 0-1 MMG ha già rallentato il ritmo. Zafira è seconda alla corda, My Love Zen serra sotto senza problemi. Allo scoperto Valdest, lungo la corda c'è ancora Atena del Ronco alla retroguardia, mentre Enrico Bellei con Striker è andato a prendere la seconda pariglia esterna. La terza pariglia, l'ultima, è quella di Antonio Greppi con Vasterbo Sky High. 36 per i primi 400 metri di corsa da parte di 0-1 MMG che cerca di addormentare la corsa. 16 scarso per la curva di sinistra e al passaggio davanti alle tribune guida 0-1 MMG con Antonio Di Nardo nei confronti di Zafira con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, al largo Valdest con Alessandro Gocciadoro, lungo la corda My Love Zen e Francesco Pettinari apparigliati da Enrico Bellei con Striker. Poi ancora Roberto Vecchione con Atena del Ronco, Antonio Greppi al largo con Vasterbo Sky High, si è rimesso alla retroguardia Tourbillon Spin con Crescenzo Maione dopo errore al via. 1.17 il chilometro iniziale da parte di 0-1 MMG, fa fatica al largo Valdest a tenere il contatto, fa molta fatica, cerca di allungare allora Antonio Di Nardo. Zafira sempre in schiena, in terza posizione c'è My Love Zen, non muove Striker, guadagna di dentro Atena del Ronco, cerca di progredire dalla retrovia Vasterbo Sky High a 300 dalla conclusione, in vantaggio 0-1 MMG, prova a spostare Zafira, la curva passata in accelerazione in 14 0-1 in vantaggio, Zafira che sferra l'attacco al largo My Love Zen, di dentro Atena del Ronco, in vantaggio c'è sempre 0-1 MMG, prova ad arrivare Zafira, arriva My Love Zen sul palo, My Love Zen che forse stampa 0-1 MMG e Zafira finiti in linea. 29,5 la chiusa, Francesco Pettinari ha proiettato a grossa quota My Love Zen, allieva di Francesco Alessandrini. In mezzo alla pista è schizzata fuori dalla terza posizione alla corda e ha recuperato metri su metri e sul palo si è aggiudicata la vittoria Francesco Pettinari che pennella My Love Zen al successo. Secondo è 0-1 MMG, terza è Zafira. Poi procedendo con le immagini al quarto dovrebbe essere Vasterbo Sky High avanti a Striker, anzi Atena del Ronco avanti a Vasterbo Sky High, ma andiamo a rivederla ovviamente nelle immagini con la retta d'arrivo che ha lanciato Zafira a destra di 0-1 MMG, ma soprattutto My Love Zen, cavalla belga, figlia di Maraja e Giudistra, che si è lanciata in mezzo alla pista. Andiamo a rivedere nelle immagini con proprio Francesco Pettinari che guadagna questi 10 punti. Al quarto posto Antonio Greppi con Vasterbo Sky High avanti ad Enrico Bellei con Striker. Il successo per My Love Zen, Francesco Pettinari.